Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo su MotoGP 19, siamo al Sachsenring e arriva il nono posto comandiano in griglia. L'obiettivo di gara top 5, la vedo un po' duretta, speriamo bene. Vai. Sicuro del vostro consiglio di non usare la levetta. Vai che andiamo, vai che andiamo. Ma forse, beh insomma ho perso un po' meno, qualche posizione in meno l'ho persa, dai. Attenzione, è caduta Rosy Binder, il crollo della Binder. Ma perché la prima gara deve laggarmi sempre così? Che due maroni. Non capisco mica raga il perché. Ok, siamo sesti, va bene, la partenza è stata leggermente migliore comunque, questo è importante. Dai, c'è Cabaret da superare, però traction control 0 vado molto più veloce raga, grazie per tutti i consigli, anche la partenza è andata un po' meglio. I rettilinei non devo tenere schiacciato niente delle levette. Mamma mia come stiamo andando bene adesso. Mamma come stiamo tirando. Si vedono anche miglioramenti importanti al motore raga, perché adesso il motore ha 3 tacche su 4 completate. Giro record di veneziano signori, siamo primi. Giro record del Cume, siamo primi. Modificato un po' il numero perché non volevo proprio mettere giallo vale, se no è troppo simile. Mamma mia raga come stiamo pompando signori. Potremmo fare la nostra prima vittoria qui al Sachsenring. Un ex feudo comendiano che può tornare dal padrone. Occhio. Ok, dai che siamo in dominio totalus. Anche se non abbiamo preso la pole position siamo primi, cioè non ci credo. Cerchiamo di non cappellare, come non cappellare vecchio mio. I consigli dello zoccolo duro sono preziosi. Dai che stiamo dominando, eh. Per il momento si domina quel Saxer. La Saxer curve, però basta un attimo sto gioco per sbagliare, quindi stiamo buoni. Ma il Cume vuole il primo successo irridato, lo pretende. 1.33.9. Fastest di veneziano, fastest del Cume. E siamo al final lap. Dai che se abbiamo capito come fare possiamo anche alzare un pochino il livello. Speriamo, non voglio cantare vittoria troppo presto, questa è una gara favorevole, lo so. Però stiamo buoni, stiamo calmi. Ok. Very good, Cume, very good. Stiamo amministrando benissimo. Una vittoria fino a questo momento mai in discussione. Però la caduta di Rosy Binder mi ha un po' colpito all'inizio. Mi ha fatto capire che anche i culi un po' così possono cadere. Occhio. Ma senza i consigli dello zoccolo era impossibile vincere. Ragazzi, ultima curva, final curva.
E raga, si va a vincere. Prima vittoria in Moto 3. Boom boom. Oh yes. Una gara esagerata. Oh yes. Massacrati. Massacrati. E siamo sesti nel mondiale. Umiliati. Oh, finalmente un cume degno di nota. Senza dubbio per lui è stata una giornata perfetta. Oltre alla soddisfazione. Guarda come gode il porco. Anche 25 punti importantissimi per la classifica del E bravo Kuma. Festeggiamo. Che bello vedere il Kuma festeggiare, guarda. Adesso vediamo se è un episodio perché è una gara favorevole o se veramente abbiamo trovato la quadratura del cerchio. Ok. Raga, incredibile, qualificazione al 9° posto anche qua. Speriamo porti fortuna e vediamo un po' come va la gara. Se vedo che vinciamo facilmente, passiamo a un livello più alto. Vai. Tanto qualcuno va per campi, molto bene. Però perdiamo decisamente meno posizioni senza toccare la levetta in partenza. Buono. Bravi raga. Adesso vediamo se vinciamo facilmente. Ciao ciao. Livello di difficoltà. Attenzione, Toba che mangia la topa e Gaston Ramirez li stiamo superando. Occhio come. In qualifica non riusciamo a fare cose incredibili purtroppo. Ok, siamo sesti in questo momento. Sembra ci sia più lotta. Dai, siamo contro me, Chicken, attenzione. Toba che si mangia la topa. Esce di pista. E abbiamo Rodrigo Borgia adesso. Ma non molla. McDonald. Dai, Chicken, non per il cazzo. Salviamo Borgia dalla finestra. Penso Cabaret. Antonelli, vedremo. Dai. No, il sondaggista abbiamo Masia, questo l'ho presa molto male questa. Infatti Borgia mi li supera ma noi lo li superiamo di nuovo. Bella sfida con Borgia. Ancora Borgia. Attenzione, il crollo borgiano. Leggero contatto e Borgia se ne va. Leggero contatto e Borgia se ne va. Brutta caduta di Borgia. Dai che vado a farmi il podio almeno. Beh, comunque non stiamo dominando qua tutt'altro, quindi questa è una cosa buona. Certo che il miglioramento del motore sta, insomma, si fa sentire, cacchio. Adesso il motore quasi al massimo. Poi ripeto, con le vostre dritte stiamo andando molto meglio. Anche il traction control mi rallentava troppo. Sarà dura prendere i primi tre. I primi tre sono belli cazzuti. Dai vecchio su. My god. Non riusciamo a prendere dalla finestra. Dai, cazzo, dai. Occhio. Che siamo ancora... Forse qualcosa abbiamo recuperato, ma è ancora dura la strada per il podio. Dopo la prima vittoria al Sachsenring può arrivare un altro bel risultato, però mi piacerebbe prendere il podio, sinceramente.
Mamma mia. Non sembro averne, però, per andare a prenderle. Devo sperare nel bagarotto. Il bagarotto ci può aiutare. Adesso però inizia anche il Final Lap Comendiano, che ha scritto pagine indimenticabili. 8 decimi per morire dalla porta, dai cazzo. Possiamo prenderlo, finestra, dai, dalla finestra, dai. Poi potremmo chiamarlo anche potremmo chiamarlo anche Bruno Vespa, visto che mi piace anche di più, visto che dalla porta. Dai, Bruno Vespa mi sembra più originale. Lo possiamo prendere, dai. Che fatica però. Dai vecchio, su. Dai, devo rischiare qualcosa adesso, Niente, non riusciamo a prenderlo purtroppo. Che amarezza. Riusciamo a prendere dalla finestra da Bruno Vespa, scusate, perché ha proprio la faccia da Bruno Vespa, più no. Dai, sto rischiando il tutto per tutto. Dai cazzolina, dai che abbiamo recuperato molto. Adesso sì che abbiamo recuperato, anche se in realtà mi dà 8 decimi ancora, boh. Sì, qua c'è veramente un gran recupero. Dai, che magari anche la gomma un po' più meno consumata. Dai. Che rischio! Ho rischiato troppo. Vabbè. Peccato, cazzo, ero là. Quanto ho recuperato. Ho ancora una curva però. Final curve del final lap. Mamma mia. Niente da fare. Ci ho provato. Quarto posto. Va bene così. Così. Andiamo solo in classifica. Sesti bene, molto bene. Buono raga, buono. Questo pilota sta facendo un ottimo lavoro. Sì, grazie. Raga, sotto il comandone veneziano siamo in grande ripresa. Ciao!